Cercherò di essere molto breve, molto concreto nel ruolo del provveditorato delle pubbliche, che è un ufficio del Ministero delle Infrastrutture. Cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un lavoro molto semplice, che è quello che le pubbliche amministrazioni dovrebbero fare e fanno forse in maniera molto nascosta, ma tutti i giorni. Stiamo collaborando per mettere insieme le forze di ognuno, molto spesso anche le debolezze di ognuno, per realizzare degli scopi comuni sicuramente, come in questo caso, molto importanti. Noi come provveditorato delle pubbliche siamo alla derivazione del magistrato eletto di Venezia, quindi dell'organismo che da diverse centinaia di anni si occupa di tutti gli immobili pubblici della laguna stessa e di tutte le opere in laguna, e quindi anche del MOSE, del sistema, diciamo, progettato e in corso di completamento per la salvaguardia della laguna della città di Venezia. All'interno delle opere del MOSE era prevista un'aliquota voluta appunto dalla Comunità Europea come compensazione per le amministrazioni locali in qualche modo del dispiacere o dei danni fatti dal MOSE. Somme anche notevoli in proporzione anche ai 6 miliardi di euro di costruzione del MOSE. Tra queste somme c'era una somma destinata al recupero di questi immobili di tutta la laguna. Se c'è qualcosa di buono che abbiamo fatto, noi abbiamo in qualche modo anticipato la spesa di questi fondi. Cioè, questi fondi di compensazione erano previsti alla fine delle opere di costruzione del MOSE, quindi prima le opere del MOSE, poi alla fine, apro parentesi, se rimarranno dei soldi o se ci sarà tempo faremo le opere di compensazione. Ecco, diciamo, se c'è stato un cambio di rotta negli ultimi 2 anni è stato proprio questo. Le opere di compensazione in qualche modo vengono fatte subito e vengono fatte parallelamente alle opere di complemento del MOSE, ovviamente perché intanto la laguna ha bisogno già subito di opere ambientali e di compensazione. Poi perché gli immobili, come lei ha visto, come tutti conoscono bene, gli immobili storici della laguna in qualche modo soffrono già di una mancata manutenzione già da parecchie decine di anni. Quindi in qualche modo con la spinta di difesa dei servizi, di riprendere in mano questo argomento, abbiamo anticipato questo finanziamento e stiamo lavorando. Lei ha visto l'atto d'intesa è di un mese fa, ma noi abbiamo cominciato a lavorare già un anno fa, parlandoci e destinando già gli immobili a che cosa dovessero essere destinati e che tipo di intervento progettuale e concreto dovesse essere fatto. Molto brevemente vi faccio vedere le slide. Ovviamente il generale Gambardella ha detto che le opere in rosso rimarranno alla difesa, tutto il resto, cioè tutto quello che vedete in blu, in sostanza è demanialismo, quindi noi ci dovremmo occupare sia come gestione sia come lavoro di manutenzione di tutte queste opere, di tutte queste aree in blu che sono ovviamente grandi. Oltre le opere direttamente interessanti il forte, noi dovremmo realizzare anche opere di compensazione sempre su tutta questa area ambientale e naturalistica di San Felice. Quindi già capite che il finanziamento disponibile, che è di 7 milioni, che sembra una somma molto grande, è una somma che è distribuita in tutti questi immobili, in tutte queste aree. Già capiamo che sostanzialmente non basterà a far funzionare tutto. Che cosa stiamo facendo adesso? Abbiamo diviso le progettazioni in 2 parti sostanzialmente. Una prima parte molto urgente, che è sostanzialmente rendere fruibile e non pericolose le parti attualmente in grande disagio strutturale. Le vedete in queste brevi foto, ci sono delle parti che sono addirittura pericolose e cadenti. Quindi un primo progetto di 2 milioni per queste parti urgenti. Ovviamente questa progettazione urgente, come la progettazione generale, sono state anticipate da tutta una serie di indagini, rilievi, ovviamente di salto alla descrizione di tutto questo, ma è circa un anno che noi stiamo indagando sia sui terreni sia sugli immobili, per studiare appunto quelli che era necessario fare come progettazione per rendere sicuri, disponibili subito le aree, gli immobili e in futuro disponibili per una valorizzazione di questi immobili. Quindi
progetto di 2 milioni inizierà sostanzialmente nei prossimi giorni, la prima parte di sistemazioni urgenti. Il progetto generale di 7 milioni, quindi i restanti 5, lo stiamo sviluppando ovviamente soprattutto con i beni culturali e con il fondo mondiale del Veneto, che sarà l'organismo statale sempre, a cui noi destineremo gli immobili una volta realizzati, una volta consolidati, per la gestione futura. Questo è in sostanza il nostro progetto. Quindi un primo progetto di 2 milioni e un progetto generale di 7. Ovviamente vi ho già detto che i soldi non basteranno a fare tutto, vi anticipo pure che nelle opere di compensazione il MOSE ancora necessita di almeno 2 anni di finanziamenti e di lavori, finanziamenti già tutti disponibili. Ovviamente ci saranno rimodulazioni di quelle economici, saranno economie, vi posso già anticipare che nei prossimi anni ci sarà ovviamente disponibilità di ulteriori finanziamenti per realizzare ulteriori opere. Ovviamente sarà cura dell'amministrazione e nostra quella di a mano di aggiornare questi quadri e di mettere a disposizione finanziamenti per dare completa questa situazione. Io non direi nient'altro perché il nostro lavoro è questo. Grazie.